Da domani potranno prenotarsi per le vaccinazioni gli over 75 e le persone vulnerabili. L'annuncio di Riccardi in aula, polemiche tra maggioranza e opposizione sulla gestione dell'emergenza. Strutture chiuse ma tasse da pagare, ristori insufficienti. Molti alberghi della regione, anche storici, appena ristrutturati, sono in vendita. Speranze appese la vaccinazione degli operatori turistici. Il Comune di Udine rivede il piano regolatore della città per quanto riguarda il ridimensionamento delle aree commerciali, tra le quali l'ex Dormish negli ultimi giorni è diventata caso politico. Sempre meno dipendenti e sempre più debiti per la DM Electron di Buia, che ha presentato richiesta di concordato preventivo. Le carte arrivano in tribunale. Arslan è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro per aver colpito al volto un addetto alla sicurezza del Milan al termine della gara giocata a San Siro il 3 marzo. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Calano i contagi e viene ampliata la fascia d'età per la somministrazione del vaccino. Da domani potranno prenotarsi gli over 75. Questi alcuni dei punti presentati dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal Vice Riccardo Riccardi durante i lavori del Consiglio regionale. Le prossime settimane verranno poi via via aperte le vaccinazioni in base all'età a blocchi di lustri. Da domani, mercoledì 24 marzo, le persone da 75 a 79 anni potranno prenotarsi nei CUP, nelle farmacie e al call center 0434 22 3522 per sottoporsi alla profilassi Covid con il vaccino AstraZeneca. Lo ha reso noto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi durante l'audizione in Consiglio regionale, nel corso della quale il governatore Massimiliano Fedriga ha anticipato che a breve il governo rimuoverà l'obbligo di tenere da parte un 30% di dosi per garantire la seconda inoculazione. Questo grazie anche all'arrivo di nuove forniture in FVG da parte di Pfizer, che fino al 27 aprile consegnerà 179.000 dosi che possono essere inoculate ai soggetti fragili e agli over 80. AstraZeneca ne consegnerà fino al 24 aprile 52.000 dosi, rivolte alle fasce d'età in base ai lustri con relative comunicazioni, non essendo più previste le categorie professionali, e Moderna 20.000, ma non è stato indicato un orizzonte temporale. Sempre da domani sarà possibile prenotarsi per il vaccino anche per le persone a elevata fragilità e i conviventi, oltre a disabili gravi, famiglie e caregiver che forniscono assistenza in forma gratuita. È comunque opportuno informarsi se si rientra nella categoria, in quanto l'appuntamento bisognerà consegnare la relativa documentazione e nel caso di comportamenti non idonei, ha sottolineato Riccardi, verranno attivate le forze dell'ordine. L'adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale vede una media compresa tra il 70 e l'80%, con il picco del 100% a Codroipo e appena del 30% nella Bassa Friulana. Sul fronte dei contagi la curva è attualmente al 2% grazie alle limitazioni, quando nelle ultime 3 settimane il dato registrava più 37, più 38 e più 57%. Ora si attende che cali la pressione negli ospedali. Si erano registrati degli aumenti nei contagi nelle attività scolastiche, nel lavoro e nelle frequentazioni familiari, e proprio queste ultime sono le più pericolose, ha sottolineato Riccardi. Non sono mancate le polemiche in aula, con botta e risposta tra presidente e vicepresidente da un lato e opposizioni dall'altro. L'appello comunque è a tenere unita la comunità regionale. Penso che in questo momento non si possa pensare di fare speculazioni, perché in questo momento noi dobbiamo tenere unita la comunità regionale e cercare di far capire che esiste una prospettiva nella quale con la stagione migliorata dovrebbero diminuire i contagi e nella quale dobbiamo fare un'importante campagna vaccinale. Per questo il nostro continuo appello è che Governo e Unione Europea ci forniscono i vaccini per proteggere più persone possibili. Se la Lega con il capogruppo Mauro Bordina ha parlato di appello del presidente condivisibile, il Partito Democratico ha specificato che il governatore scambia volutamente legittime istanze per speculazione. Da parte nostra il contributo nella lotta al coronavirus c'è stato e ci sarà, anche con toni severi ma mai scorretti. Come al solito le accuse invece del Movimento 5 Stelle, Fedriga predica bene dopo aver razzolato male. Il richiamo alla responsabilità dovrebbe essere rivolto innanzitutto a se stesso e alla sua maggioranza. Basterebbe leggere le rassegne stampa dall'inizio dell'emergenza per vedere chi ha voluto speculare politicamente sulla questione. Il governatore ha poi in aula lanciato un appello affinché il governo aumenti i ristori per le categorie maggiormente colpite dalle chiusure. Il vicepresidente ha invece voluto replicare alle accuse di una regione in ritardo sui vaccini. Le categorie fragili in ritardo
che sono una priorità definita dal decreto ministeriale dopo gli over 80, perché gli over 80 sono considerati dal Ministero della Salute della Repubblica Italiana come l'area più a rischio, si possono vaccinare soltanto con Pfizer. Allora mi spiegate con quali vaccini noi avremmo potuto avviare quella cosa che comunque abbiamo avviato in struttura. In questo senso, leggendo i dati, Riccardi ha specificato che su 164.000 dosi Pfizer consegnate ne sono state somministrate quasi 153.000 con 13.000 giacenti come previsto dalle indicazioni nazionali. Secondo il PD invece ci sarebbero ritardi rispetto ad altre regioni e anche all'interno della stessa regione. A dirlo sono cittadini e associazioni come quelle che rappresentano i disabili gravi che hanno cercato più volte di far emergere le difficoltà delle persone fragili. L'ufficio sanitario della questura di Pordenone diventa un mini hotspot territoriale per le vaccinazioni anti-Covid. Oggi sono iniziate le inoculazioni ai poliziotti in pensione. La prossima settimana riceveranno il siero 90 persone tra i 75 e i 79 anni inviate dall'azienda sanitaria su prenotazione. La questura di Pordenone con il proprio ufficio sanitario si mette ancor più a disposizione della campagna vaccinale regionale, diventando un mini hotspot per i vaccini. Al via oggi e fino a giovedì le vaccinazioni con il siero AstraZeneca ai poliziotti in pensione della fascia 75-79 anni. La prima dose è stata inoculata questa mattina al cavalier Pietro Barbera, 79enne, presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla presenza del questore Marco Dorisio. Ma l'impegno andrà oltre, come d'intesa con l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, il presidio medico territoriale della questura, in affiancamento agli altri della provincia, darà il proprio contributo, proseguendo la settimana prossima la vaccinazione delle persone appartenenti alla fascia 75-79 anni residenti nella destra tagliamento. Infatti nelle giornate del 30 e 31 marzo e del 1 aprile ASFU inviterà in questura per la vaccinazione quanti hanno già prenotato presso il CUP il proprio turno, per un totale di 90 persone. La somministrazione dei vaccini è curata dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della questura Maria Chiarelli, con la collaborazione di 2 infermiere dello stesso ufficio. Prosegue così il sostegno sul fronte vaccinazione da parte della questura, dove il 17 febbraio scorso era stata avviata la campagna vaccinale in ambito provinciale, a favore non solo dei poliziotti, ma anche degli appartenenti al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'amministrazione civile della prefettura e del comando della polizia locale. Come ha sottolineato il questore Odorisio, questo impegno è la concreta testimonianza dell'essere a disposizione degli altri per far sì che si metta in sicurezza, grazie al vaccino, il maggior numero possibile di persone. I dati dei contagi e delle vittime di oggi da Covid sono 19 nella nostra regione, a cui si aggiungono 3 decessi pregressi. Su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,59% e su 3.414 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 237 casi, 6,94%. Se le percentuali di positività di fatto si dimezzano, i ricoveri nelle terapie intensive aumentano ancora e sono 83, uno in più di ieri, mentre i ricoveri in altri reparti sono 620. Le persone in isolamento oggi sono in tutto 15.577. Vendesi, una scritta destinata a essere sempre più diffusa sulle vetrine di attività commerciali e ultimamente anche su quelle di alberghi. Il fenomeno si sta allargando a macchia di leopardo sull'intero territorio regionale, colpendo anche realtà storiche o appena ristrutturate. Per l'estate gli albergatori friulani chiedono di poter essere sottoposti a vaccinazione, la patente di vaccinati per i turisti che usufruiranno delle loro strutture. Alberghi, anche storici, in vendita. Il fenomeno si sta allargando a macchia di leopardo in tutta la regione. Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile, commenta la presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider, sottolineando che in vendita ci sono anche realtà appena ristrutturate. I ristori sia a livello nazionale che regionale sono palliativi, ben lungi dall'essere qualcosa che possa veramente aiutare. Per il momento, continua la rappresentante di Federalberghi, con i ristori si evita di sprofondare e ci sarebbe la necessità di non pagare l'IMU fino al 31 dicembre e di bloccare i mutui almeno fino al prossimo anno. Non vedo perché dobbiamo pagare tari e tasi, rimarca Schneider, sottolineando che in alcuni casi i comuni hanno aiutato in questo senso la categoria e altri invece non ci hanno pensato.
La Presidente di Federalberghi rilancia e allarga a tutto il territorio regionale la proposta di Lignano di pensare per la prossima stagione estiva al passaporto vaccinale. L'idea, che si sta diffondendo anche a livello nazionale, comprende la possibilità per gli operatori turistici di vaccinarsi entro l'estate per lavorare in sicurezza ed essere pronti a ricevere i turisti in zone protette. In questo periodo gli alberghi della regione sono tutti chiusi, eccezion fatta per quelli che ospitano lavoratori impegnati in cantieri sul territorio. Parrucchiere ed estetiste che lavorano in sicurezza muoiono mentre proliferano soluzioni abusive e senza regole. A dirlo la Presidente di Confartigianato Benessere Friuli Venezia Giulia, Loredana Ponta, che chiede venga data la possibilità a tutto il settore di lavorare in sicurezza come tutti i servizi essenziali e sollecita la Regione a un pressing sul Governo affinché sia modificato il DPCM del 2 marzo. L'abusivismo non è un lavoro, è portare via il lavoro a chi lavora seriamente, a chi paga le tasse, a chi si mette in gioco, a chi ha investito nei propri dipendenti e nel proprio futuro. Fateci lavorare. Con questa chiusura si alimentano solo abusivismo e regole non conformi all'anti-Covid, mentre si fanno morire saloni in regola e perfettamente sicuri. È l'appello partito dal Friuli Venezia Giulia del settore benessere di Confartigianato, rappresentato dalla Presidente Lorena Ponta, portato al Ministero dello Sviluppo Economico per un intervento di modifica dell'attuale norma. Siamo circa 2.500 attività del benessere in Friuli Venezia Giulia, con 7.500 addetti. Questa zona rossa ci penalizza tantissimo. Ci penalizza perché già nel 2020 abbiamo avuto un calo del fatturato del 39% e addirittura minimo per impresa 11.000 euro di perdite, queste piccole imprese. L'anno scorso abbiamo chiuso nel 2020 l'11 marzo. Non avevamo dispositivi individuali di sicurezza, eravamo un po' sprovvisti. Abbiamo dei protocolli che abbiamo rispettato sempre. I nostri negozi entrano contingentati. Per appuntamento è l'obbligatorietà, e i nostri negozi non sono mai pieni come un bus in città. Altre categorie colpite dalla crisi, sicuramente il mondo del fitness e le palestre, un settore che nel 2020 ha perso 8,5 miliardi con un crollo del 70%, i ristori sono insufficienti, c'è incertezza sulle date d'apertura e da settembre per i proprietari di palestre è previsto un aumento dei costi del 30%. I gestori e i proprietari delle palestre sono allo stremo e ancora non si intravede una data certa d'apertura. Per queste attività non esistono zone gialle, arancioni o rosse. Dallo scorso ottobre i colori sono cambiati, ma una cosa è rimasta uguale: le palestre sono rimaste chiuse. Ci ritroviamo dopo un anno ancora peggio di prima, con poche migliaia di euro di ristori e con un debito complessivo che grava sulle nostre teste di migliaia e migliaia di euro. Per concludere, un quadro già di per sé molto fosco e difficile, l'applicazione della legge di riforma dello sport che è passata il 28 di febbraio ci mette nelle condizioni a settembre, se non cambia qualche cosa, di trovarci con un aumento dei costi di quasi il 30%. Quindi questa è una situazione veramente in cui il mondo dello sport, il mondo dilettantistico, che non dimentichiamo, è il mondo sul quale le società sportive e soprattutto gli sport di elite poggiano le loro basi fondamentali, è in grandissima crisi esistenziale. Il movimento Priorità alla Scuola è pronto a scendere nuovamente in piazza per chiedere il ritorno in classe degli studenti. Venerdì 26 marzo, in concomitanza con altre iniziative a livello nazionale, è in programma un presidio statico silenzioso a Pordenone. Bambini davanti al computer, lezioni a distanza, classi deserte. Tutto questo deve finire il più in fretta possibile, secondo il movimento Priorità alla Scuola di Pordenone, che in questi giorni ha posizionato diversi cartelli all'esterno di elementari e materne del Friuli occidentale, dalla Pedemontana a San Vito al Tagliamento fino a Fontana Fredda, per dimostrare la propria contrarietà alla didattica a distanza non solo per i più piccoli, ma anche per gli studenti di medie e superiori. Il movimento intanto è pronto a tornare in piazza a Pordenone, dopo la manifestazione del 7 marzo. Saremo in piazza
Piazza, 20 settembre a Pordenone, venerdì 26 dalle 18 alle 19 con un presidio statico dal nome In silenzio per la scuola. Chiediamo alle istituzioni che prendano in carico la situazione dei nostri adolescenti che si sentono degli untori e a ogni piè sospinto l'unica cosa che viene proposta da chi ci governa è la chiusura delle scuole. All'iniziativa silenziosa, una cinquantina le possibili adesioni già completate, per gli altri la possibilità di collegarsi online, parteciperà anche una rappresentanza del Movimento Studentesco per il Futuro. Sempre per venerdì 26 marzo, in concomitanza con lo sciopero dei docenti convocato dai Cobas, a livello nazionale sono previste altre proteste ed è stata lanciata l'idea di uno sciopero degli studenti, invitati a non collegarsi alla DAT. Nel frattempo, il governo sta valutando l'ipotesi di riaprire in zona rossa le scuole per i più piccoli, ma solo da dopo Pasqua. Per il 2021 rimangono invariati i numeri e i costi dello scorso anno per l'iscrizione ai centri estivi proposti dal Comune di Udine, che ha già predisposto tutta la macchina organizzativa in attesa dell'evolversi della situazione legata alla pandemia. Il Comune di Udine è pronto per la ripartenza dei centri estivi. Come vi state organizzando, chiaramente Covid permettendo? Anche quest'anno riusciamo a proporre quello che era una novità per l'anno scorso, il Summer Play Camp, per cui un centro ricreativo estivo dedicato ai bambini delle medie, ai ragazzi delle medie, che avranno a disposizione i giardini del Torso. Al di là del centro estivo e i giardini del Torso, l'idea è di mantenere gli stessi punti di riferimento dello scorso anno con la medesima disponibilità di numeri. Sono 700 per quanto riguarda la fascia 6-11 e 210 per quanto riguarda la fascia 11-14. E i costi sono i medesimi dell'anno precedente, per cui verranno applicate anche le tariffe in base all'ISEE, per cui abbiamo cercato di tener conto appunto della situazione economica che sicuramente ha avuto una modifica per gran parte delle famiglie legata appunto al Covid. Il Comune di Udine rivede il piano regolatore della città, soprattutto per quanto riguarda il ridimensionamento delle aree commerciali, tra quali l'ex Dormish. La Giunta Comunale di Udine ha deciso di rivedere il piano regolatore della città per un ridimensionamento delle zone H, ossia gli spazi destinati a uso commerciale. In pratica si andrà alla riduzione, come nella zona della ex Dormis, diminuendo in pratica le superfici che sono destinate al commercio per invece aprirle ad altre destinazioni che non sono quelle commerciali. C'è la proposta dell'attuale proprietà che ci chiede di passare da 1500 a 1000 metri quadri. Poi in altre realtà addirittura si potrà andare anche alla riduzione totale, dal momento che i proprietari dei terreni ci hanno chiesto di passare a queste misure. Il piano regolatore è stato fatto dai miei predecessori, adesso noi andiamo a rivederlo, è chiaro che non possiamo togliere un diritto a uno che vuole esercitarlo. E proprio per quanto riguarda l'area ex Dormish, sono in atto trattative con la proprietà. Questo prevede la variante, poi non lo so se la proprietà troverà altre soluzioni che potrebbero essere anche alternative alla zona commerciale, fare un'area di servizi. In questo caso noi siamo ben disposti a modificare la destinazione. Un altro progetto riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non studiano e non lavorano, con il coinvolgimento dell'ENAIP. Attraverso le strutture dell'Informa Giovani e di Attiva Giovani, che sono due realtà che operano in città, vorremmo avvicinare questi giovani e spiegare loro attraverso l'ENAIP che è importante che facciano qualche corso, che si qualifichino per entrare nel mondo produttivo e non restare in pratica a casa a far niente. La Regione è a disposizione per valutare tutte le iniziative opportune e propedeutica al rilancio industriale del sito di interesse nazionale ex Caffaro di Tor Viscosa. Lo hanno ribadito gli assessori regionali alla difesa dell'ambiente, l'energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro e alle attività produttive Sergio Emidiobini durante un incontro in videoconferenza con il commissario del sito, gli amministratori locali, i tecnici della Regione per presentare ai rappresentanti di Confindustria Udine le opportunità di sviluppo dell'area che si apriranno al
al termine dei lavori di bonifica programmati e che finalmente, ha evidenziato Scoccimarro, dopo un'attesa di 20 anni potranno essere effettuati. È già operativo un accordo che consentirà di disporre per la bonifica del sito di quasi 49 milioni di euro, 5 dei quali stanziati dalla Regione. Si tratta di un intervento atteso da molto tempo da parte del territorio, come dagli operatori del comparto chimico, perché consentirà di far crescere le industrie presenti, ma, ha precisato Bini, si pone anche l'obiettivo di favorire nuovi insediamenti. Gli imprenditori, ha aggiunto, potranno fruire dei benefici della legge sviluppo impresa. Per questo promuoverò un tavolo di confronto con il COSEF e Confindustria Udine per gli approfondimenti del caso e delineare la migliore strategia utile al rilancio industriale del sito. Sempre meno dipendenti e sempre più debiti per la fabbrica di M Electron di Buia, che ha presentato una richiesta di concordato preventivo. Se per la maggior parte dei creditori accetteranno la proposta di riduzione di quanto gli spetta, il Tribunale concederà l'omologa, ma bisogna attendere diverse settimane. La fabbrica di schede elettroniche di M Electron di Buia ha avanzato richiesta di concordato al Tribunale. Avrà tempo 90 giorni per presentare un piano concordatario per mediare sui debiti che ha accumulato in questi anni di grave sofferenza finanziaria. Una condizione che ha portato tra l'altro a una consistente riduzione del numero di occupati, che oggi sono 40, a fronte di una forza lavoro che superava di molto le 100 maestranze. Di queste, quelle in cassa Covid hanno ricevuto il contributo mensile dall'INPS, mentre gli operai che sono rimasti operativi in azienda attendono ancora le mensilità dal giugno dello scorso anno. Se i creditori privilegiati, ovvero i dipendenti, e i creditori chirografari, banche e fornitori, accetteranno la proposta di riduzione del credito presentata dal piano, seguirà un'adunanza di tutti i creditori e ci sarà un successivo passaggio al Tribunale per l'omologa del concordato. La situazione non è semplice, ma almeno per i prossimi 3 mesi il procedimento avviato permetterà alla fabbrica di restare operativa e di mantenere le maestranze attive, in attesa di una sperata, seppure complicata, ripresa. Le notizie di cronaca: un cittadino pakistano di 32 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra della volante della questura di Udine per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza dell'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale. È stato bloccato poco dopo aver gettato un involucro di cellophane con all'interno 25 grammi di hashish frazionati in 5 dosi pronte per essere cedute. In un secondo controllo nei confronti di un cittadino pakistano di 28 anni è stato rinvenuto un pezzo di hashish di circa 7 grammi. Il giovane privo di occupazione o altre fonti di reddito è stato denunciato. 9 anni e 3 mesi di reclusione, questa è la richiesta di condanna avanzata oggi dal PM Luca Olivotto nei confronti dell'ex brigadiere dei Carabinieri Silvestro Gianblanco, 53 anni di Buia, a processo per spaccio di droga, peculato e concussione per la presunta vendita di sostanza stupefacente sequestrata in occasione dei controlli eseguiti alla Rototom Sunsplash di Osoppo. La pubblica accusa ha chiesto la condanna per alcuni capi di imputazione, la soluzione per altri. Adesso la palla passa al difensore dell'ex militare, l'avvocato Maurizio Conti, che trarrà la sua arringa il 30 marzo prossimo. La vicenda giudiziaria si trascina da tempo. Gianblanco finì in manette 10 anni fa insieme all'allora comandante del NOB della compagnia di Tolmezzo Demetrio Condello, che ha già chiuso il suo iter processuale ammettendo le sue responsabilità. L'ex brigadiere si dichiara estraneo a tutti i fatti. Il caso delle galline uccise da un colpo di carro armato sparato per errore dall'esercito durante un addestramento a Vivaro finisce sul tavolo del Ministero della Difesa. Il Friuli Venezia Giulia, spiega Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, è stato per decenni il confine meridionale tra l'Occidente libero e i regimi comunisti. Un territorio quindi con una significativa presenza di struttura e servitù militare. Di questo e del recente episodio di Vivaro ha parlato quest'oggi con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, incontrato assieme ai senatori Franco Dal Mas e Maurizio Gasparri, sempre molto attento alle istanze della nostra regione. Al sottosegretario Mulè, cui va il nostro ringraziamento per l'immediata disponibilità, ho riportato nello specifico le questioni sollevate dal sindaco di Vivaro, Mauro Candido, relative proprio alle servitù militari, conclude Savino. Nel mentre il senatore Franco Dal Mas, che precisa come i rapporti con l'esercito siano di assoluta collaborazione, sta preparando un'interrogazione parlamentare proprio sul fronte dei beni militari dismessi.
Un accordo straordinario che consente di sbloccare fondi per milioni di euro e rilanciare Aquileia anche attraverso una miglior fruizione dei suoi siti archeologici. A parlare il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, che commenta con grande soddisfazione l'accordo di collaborazione amministrativa sottoscritto tra Regione e il Ministero della Cultura. L'accordo firmato ieri dalla Regione con la Soprintendenza, col Ministero della Cultura e con il Segretariato regionale è un accordo effettivamente storico. È stato detto bene, insomma, si parla di un patrimonio di investimento di oltre 13 milioni di euro, a cui in realtà si potranno sommare altre diciamo, risorse che sono chiaramente in questo momento concentrate su Aquileia. L'intuizione della Regione Friuli Venezia Giulia che ha risposto prontamente a una richiesta fatta dalla soprintendenza va verso una via virtuosa, ovvero una collaborazione fra gli enti. L'ufficio unico avrà sede ad Aquileia e diciamo, sarà composto il suo interno da dipendenti che vengono da realtà regionali e dalla soprintendenza in collaborazione con logicamente anche l'ufficio tecnico del comune di Aquileia. Tutto ciò porterà a un fluidificarsi, voglio dire, di quelle che sono le azioni a livello dei lavori. Per Aquileia questo strumento rappresenta un upgrade, perché si trova tante volte a dover affrontare tutta una serie di burocrazie che non sono quelle di una classica città. Quindi applicare questo tipo di strumento all'interno della città è sicuramente una sperimentazione molto interessante e che sicuramente porterà dei suoi benefici. La storica via Rivis nel cuore di Udine e la piazza di Godia si trasformeranno a breve in nuovi cantieri per i quali il Comune spenderà 250.000 euro. In arrivo ulteriori lavori pubblici in città, si parte da via Rivis per arrivare alla piazza di Godia. Entrambi gli interventi sono richiesti da diversi anni dalla popolazione. Su via Rivis andiamo a rifare completamente la parte stradale e soprattutto andiamo a rifare i marciapiedi e li trasformiamo anziché in asfalto in porfido. È un lavoro che costa parecchio, 150.000 euro, è un tratto abbastanza lungo. Per quanto riguarda la piazzetta di Godia, dobbiamo formalizzare il passaggio di proprietà perché 3/4 del piazzale antistante la chiesa e antistante il sagrato verrà ceduto al Comune di Udine, quindi dobbiamo ringraziare l'ente ecclesiastico. Il porfido verrà sostituito con si chiama un porfido stampato, un asfalto stampato, in modo tale che le auto e anche l'autobus facendo le manovre non vadano di nuovo a rovinare completamente, perché adesso è dissestato, e soprattutto i passaggi per i ipovedenti e anche per eliminare le barriere architettoniche che attualmente ci sono. Lì andiamo a spendere 100.000 euro per rifare completamente. Si chiama Super Bonus 110% Digital Event ed è l'evento digitale promosso organizzato da Udine Gorizia Fiere da giovedì 15 a sabato 17 aprile 2021 come anteprima dell'edizione di Casa Moderna che si terrà dal 2 al 10 ottobre. Un nuovo evento completamente incentrato sulle misure di incentivazione introdotte dal decreto legge rilancio del 19 maggio 2020 e che puntano a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Una grande opportunità che la fiera accoglie e sviluppa promuovendola sia verso le aziende e i professionisti del settore, sia verso il visitatore digitale dell'iniziativa, ovvero verso tutti i potenziali fruitori della detrazione fiscale. E dopo di noi il consueto appuntamento con Sport FVG in cui si parlerà della multa di 10.000 euro inflitta al centrocampista dell'Udinese Arslan, dei nuovi casi di Covid al Pordenone Calcio e di quelli alla Triestina, ancora poi calcio a 5, canottaggio, moto e ritmica. Subito dopo l'appuntamento con le notizie sportive vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.